Buongiorno a tutti, oggi nuova puntata di Le Ciaccole, rubrica di chiacchiere, curiosità e varie amenità del nostro periodico La Città in collaborazione con LG Radio di Luca Gigante. GL Radio di Luca Gigante, vabbè, insomma, è un po' la stessa cosa, abbiamo capito. Siamo qui con Martina Bomben, classe 2002, atleta del GS Esercito. Ciao Martina. Ciao. E Eleni Battistetti, classe 2004, atleta della pesistica Pordenone. Ciao. Ciao. Comunque sono entrambe nate e cresciute agonisticamente nella pesistica Pordenone, ma io non perderei tempo e entrerei subito nel vivo dell'intervista. Cosa vi ha spinta inizialmente ad avvicinarvi al sollevamento pesi, uno sport tradizionalmente considerato maschile, e come avete superato eventuali resistenze iniziali? Chi vuole rispondere? Vado. Allora, noi, ma questo vale anche per lei, ci siamo avvicinati al sollevamento pesi praticandolo alle scuole medie. Ovviamente non il sollevamento pesi che facciamo adesso, ma un qualcosa di didattico. E lì abbiamo conosciuto il nostro allenatore, anche quello attuale, Gigi Grando, che diciamo ci ha reclutate, tra virgolette, e abbiamo cominciato ad andare in palestra alla pesistica Pordenone e non abbiamo più smesso. Insomma, e per quanto riguarda eventuali pregiudizi, diciamo che io personalmente non ho avuto particolari problemi in questo. Ovvio che magari i professori all'inizio o gli adulti che non conoscono l'ambiente storcono un po' il naso, come è normale che sia, perché è uno sport che di solito è prettamente maschile, ma diciamo che spiegando sia ai professori che agli adulti esattamente cosa andavamo a fare in palestra, è subito stato tutto abbastanza chiaro, quindi pochi pregiudizi per quanto riguarda me. Tu sei d'accordo con quello che ha detto lei? Vuoi aggiungere qualcosa? Allora, io sono d'accordo perché neanche a me ho avuto pregiudizi né niente, quindi io sono completamente d'accordo con quello che ha detto Eleni. Bene, e come descrivereste l'ambiente e il supporto che avete trovato nella pesistica Pordenone, visto che l'hai anche citata poco fa? Diciamo è stato un supporto importante sia a livello agonistico nella pesistica, ma anche a livello di vita. Diciamo che sia io che Martina siamo arrivate lì a 12 anni più o meno, quindi io adesso ne ho 21, lei ne ha 23, ci hanno accompagnato per un lungo periodo della nostra vita, anche il periodo di crescita. Sono anni un po' delicati, diciamo, anche guardandoli da come sono adesso. Mi hanno aiutato tanto anche in altri aspetti che non sono solo lo sport. Mi hanno aiutato tanto anche con la scuola, ad esempio. È un ambiente dove ci sono tanti ragazzi, ci si supporta a vicenda, si scambiano opinioni, si parla dei problemi, delle cose belle, delle cose brutte, quindi non è solo una scuola di sport, ma è anche un po' una scuola di vita per come l'abbiamo vissuta noi. Una bella squadra, insomma. Sì, io reputo la pesistica Pordenone prettamente familiare, proprio un ambiente prettamente familiare, cioè letteralmente dentro si crea una famiglia, ok? Dove il più grande aiuta il più piccolo, o anche il più piccolo a volte può insegnare anche al più grande alcune situazioni, alcune cose che succedono, però io appunto reputo prettamente familiare la pesistica Pordenone. Ok, e negli ultimi anni, ritornando a prima, avete notato dei cambiamenti nella percezione del sollevamento pesi femminile? E quali sono ancora, secondo voi, le sfide principali che le donne devono affrontare? Non parlo solo del vostro ambiente, ma quello che vedete un po' intorno. Allora, parto dal nostro ambiente. Negli ultimi anni sicuramente anche con l'avvento del CrossFit la pesistica olimpica è diventata un po' più conosciuta, ci sono tante persone anche sui social che la mostrano. È naturale che, essendo uno sport a categorie di peso, ci sono tanti fisici diversi, tanti prototipi diversi che uno può seguire quando comincia. È ovvio che io, per esempio, facendo la categoria 48 kg, non si nota neanche da fuori che faccio uno sport di forza, non si direbbe. Però a prescindere da questo, negli ultimi anni la donna forte, ma anche a livello muscolare, è più apprezzata sui social, è più apprezzata in generale. Non c'è più magari quel pregiudizio che c'era fino, secondo me, prima del Covid. Era un po' più complicato magari in quel momento lì parlare apertamente di questo tipo di disagi, di dire no, io non mi vedo bene perché le altre sono diverse, perché io pratico questo sport e quindi ho più muscoli, sono più grossa nel senso buono del termine. Invece adesso è diventato quasi di moda, per fortuna, è una cosa bella che sia così.
Anch'io ho avuto l'impressione che il periodo del Covid sia stato importante in questo senso, ovvero che ci sia stata come un'inversione di tendenza bella eclatante. Anche tu pensi così? Sì, io ho notato proprio che c'è stato un boom soprattutto sui social, perché giustamente la maggior parte della gente stava a casa e io stessa me ne sono resa conto che allenandomi a casa, pubblicando i video sui social, c'era molto più contrasto, c'erano molte più persone che mi guardavano, e questa è stata una cosa molto positiva, perché negli ultimi anni io ho notato che il sollevamento pesi a livello femminile è cresciuto tantissimo. Infatti anche in palestra, per esempio nella nostra piccola realtà da noi, ci sono molte più femmine che fanno sollevamento pesi che maschi, ma anche in realtà a livello italiano in realtà. E qual è la vostra routine settimanale? La tua come studentessa atleta e la tua come atleta professionista? Vuoi rispondermi tu per prima? Sì, allora io mi alleno 2 volte al giorno, quindi faccio la prima sessione la mattina, mangio e poi faccio la seconda sessione al pomeriggio, praticamente quasi tutti i giorni, anche sabato mattina, soprattutto nei periodi più concentrati dove ci sono più gare magari. E per il resto io mi riposo, cerco di riposare il più possibile, cerco di mangiare bene, sono seguita anche a livello di alimentazione, perché anche l'alimentazione è molto importante, e cerco magari di stare a casa, di riposarmi, perché comunque anche il corpo ha bisogno di riposo. Senza riposo l'allenamento non viene in un determinato modo, senza un certo tipo di alimentazione non viene l'allenamento in un determinato modo, quindi soprattutto nei momenti dove ci sono molte più gare bisogna sempre stare attenti anche al riposo, a cosa mangiare, come mangiare, quindi in realtà non è facile come sembra, vado in palestra e mi alleno e basta. È un po' più complicato, bisogna mettere sempre qualche tassello in più, devo cercare di mangiare bene, devo cercare di andare a dormire presto, diciamo che ci sono dei sacrifici da fare, però questi sacrifici dopo si vedono il risultato. C'è da dire che per me, io non ho mai sofferto tra virgolette questi sacrifici, nel senso che io neanche me ne rendevo conto, io lo facevo perché mi piaceva, quindi quei sacrifici in realtà io non li chiamo così, io li volevo fare, li ho fatti e sono contenta della mia strada sinceramente. E la tua routine invece? Allora, adesso in questo periodo è esattamente uguale alla sua, perché abbiamo una gara abbastanza importante tra poco, quindi cerco di concentrarmi di più sull'allenamento. Quando sono all'università diciamo che mi alleno 5 volte a settimana lo stesso, di solito salto un giorno perché non riesco a combinare con gli orari, e diciamo che l'aspetto che è complicato non è tanto incastrare gli allenamenti con le lezioni e lo studio, ma quanto il riposo, perché è ovvio che il tempo c'è, però allenarsi riposati è un altro mondo. Come mi sto allenando in questo periodo non mi sono mai allenata ovviamente, perché mi sto riposando, vado a dormire presto, non ho niente di dispendioso a livello di testa da fare, e quindi tutto ha una resa migliore ovviamente. Però diciamo che anche nel periodo dove sono stata a Gorizia, dove faccio l'università, non mi sono allenata male, non ho fatto delle brutte gare, anzi, quindi diciamo che si tratta di bilanciare bene, però insomma sono cose che danno pensiero ogni tanto, bisogna organizzarsi. Sì. E infatti volevo chiedervi se vi rimane un po' di tempo per la vostra vita privata e cosa vi piace fare al di là della pesistica e dello sport. Allora, soprattutto magari dove le gare tendono un po' a diminuire, quindi verso l'estate di solito non è così tanto concentrato, mi alleno comunque tutti i giorni, sia la mattina che il pomeriggio, quello sempre. Però sì, i weekend, soprattutto quando mi rimane tempo libero, ma a me piace un sacco uscire con i miei amici, quello sì, mi piace anche un sacco magari fare giochi in società, e basta, per il resto niente di che, o magari qualche volta mi piace disegnare, quelle robe lì, ma questo faccio di solito. Tu invece? Io diciamo che non sono un amante delle uscite, ok? Però magari sto a casa col mio ragazzo, con gli amici, guardiamo un po' di TV, qualche serie TV, qualcosa di un po' più tranquillo di quello che fa Martina di solito, ecco, è un po' più movimentata. Ogni tanto usciamo anche insieme, però, giuro, sì. Ho capito, 2 bei personaggi abbiamo qui. Quali sono i vostri obiettivi futuri? Raccontatemi un po', sia per quanto riguarda la vita professionale che quella privata. Allora, obiettivi futuri sicuramente, allora adesso tra un po' abbiamo una gara importante, cioè gli europei, quindi sicuramente prima quelli, cerchiamo insomma di farli bene il meglio possibili. Obiettivi futuri in realtà ovviamente io cerco sempre ogni giorno di dare il massimo di me stessa, quindi rimarrà sempre solo quello.
Poi si vedrà. Io faccio il mio, io faccio sempre il mio, cerco sempre di spingervi dove posso e poi dopo si vedrà. Sicuramente voglio dare un ringraziamento al gruppo sportivo dell'Esercito che ogni giorno mi accompagna in questo mio percorso e mi supporta ogni giorno, e quindi si vedrà, non voglio, vediamo. Vediamo, io ti auguro tante belle cose, sicuramente farò il tifo per te, Grazie. ma anche per te. E quali sono invece i tuoi obiettivi? Allora, obiettivi a livello di sport, io e lei adesso abbiamo le stesse gare, abbiamo entrambe gli europei a fine ottobre, gli assoluti a metà dicembre, quindi fare queste gare al meglio, anche perché mi sono resa conto che c'è margine, si può fare qualcosa di meglio di quello che ho già fatto, quindi adesso che me ne sono resa conto bisogna farlo. E a livello di studio l'obiettivo è laurearsi, sì, c'è poco da girarci intorno e prenderla magari con un po' più di leggerezza, di tranquillità, ma questo vale anche per tutte e due le cose, leggerezza e tranquillità non nel senso di sufficienza, ma nel senso di farsi pesare un po' meno le cose che non vanno come dovrebbero e concentrarsi sulle cose che poi verranno in futuro. Bene, e a questo punto abbiamo finito il tempo a disposizione e salutiamo tutti quanti e ringraziamo Antonio Mazzucchin per la sua ospitalità nel bar Le Ciaccole. Facciamo un brindisi per terminare questo incontro con queste due atlete che sono veramente anche due belle personaggi. Cin e ciao a tutti!